Ieri giornata dell'ambiente, grande festa a Punta Bianca organizzata da Mare Amico e Mare Vivo. Oggi si celebrano i 208 anni dell'Arma dei Carabinieri. Domani la CGIL a congresso, a Ioppolo Mangia e Pazzia, a Siculiana Mercato Vintage ogni prima domenica del mese, ad Agrigento convegno regionale dei Vincenziani e raduno di moto al caos, premio Buttitta il 3 luglio. Il virus resta tra noi, è atteso un nuovo picco in autunno. Calcio e basket, le due squadre agrigentine a grandi passi verso il loro obiettivo, avanzare di categoria. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, ieri i volontari delle associazioni ambientaliste di Mare Amico e Mare Vivo, in collaborazione con un centinaio di cittadini, hanno organizzato una manifestazione a Punta Bianca. L'evento è coinciso con l'annuale, ormai tradizionale, pulizia ad inizio della stagione estiva dello splendido tratto di costa tra Agrigento e Palma di Montechiaro, all'insegna della tutela del territorio e dello sport. Gli agrigentini si sono così riappropriati di uno spazio che da decenni è assediato dalle esercitazioni militari concluse definitivamente pochi mesi fa, e ciò in attesa del sigillo ufficiale della sua destinazione a riserva naturale. I presidenti di Mare Amico Agrigento e di Mare Vivo Sicilia, Claudio Lombardo e Fabio Galluzzo, si sono avvalsi del supporto di un gruppo di bikers protagonisti di un tour nell'aria. Al fianco delle due associazioni ambientaliste vi sono stati anche degli appassionati di SUP e canoa che hanno raccolto i rifiuti in mare, un gruppo di cavalieri che hanno sperimentato la raccolta dei rifiuti in selle loro amici a quattro zampe. Il momento più atteso, soprattutto dai numerosi bambini presenti, è stato il rilascio in mare di una tartaruga caretta battezzata per l'occasione Bianca, dal nome del luogo da dove è stata restituita al suo habitat naturale. Vediamo. Oggi è 5 giugno, giornata internazionale per l'ambiente. Mare Vivo e Mare Amico abbiamo voluto festeggiarla qui a Punta Bianca, che presto diventerà riserva naturale, manca solo il decreto. Dopo 26 anni di dure e lunghe battaglie siamo riusciti a far istituire questa riserva e soprattutto siamo riusciti a far terminare dopo 63 lunghi anni le esercitazioni militari che si svolgevano nel vicino poligono di tiro. È stata una grande vittoria e ora destiniamo questo territorio ai cittadini che se ne riapproprieranno. Il prossimo step è rappresentato dal recupero di questa ex caserma della Guardia di Finanza. Mare Vivo e Mare Amico hanno in mente di destinarla a museo etnoantropologico, come centro di accoglienza dei turisti ed anche come centro di educazione ambientale. Questo rappresenta il futuro e questo territorio è stato restituito alla fruizione dei cittadini. Stiamo festeggiando insieme a tanti amici per la istituenda riserva naturale di Punta Bianca, una riserva particolarmente importante perché prevede anche un allargamento a mare che comprende lo scoglio Patella, quindi ci sarà una tutela oltre che del tratto di costa a terra anche di un tratto di mare. La giornata di oggi vede parecchie iniziative con i amici col SUP che recuperano rifiuti a mare insieme agli amici in canoa, amici in mountain bike e amici a cavallo, tutti a dare una mano, un contributo per recuperare rifiuti. Certo, queste attività non si fermeranno, anzi con l'istituzione della riserva queste attività continueranno e saranno sempre più numerose. E la ciliegina sulla torta della giornata di oggi avverrà attraverso la liberazione di una tartaruga caretta che verrà liberata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. È un evento importante non tanto per la liberazione di per sé, quanto per sensibilizzare il territorio, le persone presenti e chi
assiste a questi eventi al problema dell'inquinamento marino. Le tartarughe che liberiamo purtroppo hanno subito probabilmente un intervento chirurgico dovuto solitamente in ingestione di plastiche varie. La Giornata Mondiale dell'Ambiente è un progetto a cui l'Arma dei Carabinieri costantemente aderisce insieme alle altre forze di polizia e soprattutto al mondo delle associazioni che lottano per rendere sempre più belle le nostre terre, per rendere sempre più fruibili al prossimo e per tutelare ovviamente la natura che ci ospita e la salute degli individui che vivono. Ovviamente queste sono iniziative che ci vedono partecipare convintamente e con entusiasmo, perché è un modo di avvicinare la gente alla natura, è un modo di avvicinare i giovani al rispetto della natura e quindi la natura, in questo caso mare, il bene mare che ci vede protagonisti nella tutela. E quindi non possiamo non esserci, e un plauso a tutti gli organizzatori e alla manifestazione perché è riuscita veramente molto bene. Oggi siamo qui in questo posto meraviglioso, un altro tassello che si aggiunge al nostro territorio. Io ricordo che abbiamo istituito la Costa del Mito che da Selinunte arriva fino a Gela e questo è uno dei siti fondamentali che va a arricchire qui le nostre bellezze, la nostra cultura, la nostra storia. E poi grazie anche alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2025 Agrigento potrà usufruire anche di questo sito e capite bene un'altra riserva naturale in un territorio così ricco di storia, di arte, ma perché no anche di bellezza è fondamentale.
Oggi 6 giugno si celebrano in tutta Italia i 208 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. In provincia di Agrigento una cerimonia alla Valle dei Templi, ai piedi del Tempio della Concordia, per rinnovare il legame dell'Arma con il territorio e la popolazione. La CGIL è domani a congresso ad Agrigento per parlare di pace, lavoro e giustizia sociale. Vediamo. Martedì prossimo, giorno 7 giugno, la CGIL dà appuntamento al Museo San Nicola di Agrigento alle 9:30. È un incontro con tutte le delegate e i delegati, tutto il nostro gruppo dirigenti, lavoratori della CGIL. Parleremo di pace, lavoro, giustizia sociale, queste sono le nostre parole e camminano insieme. Dopo 77 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non pensavamo fosse possibile una guerra alle nostre porte. Purtroppo l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ci mette sul fatto compiuto e dobbiamo riflettere che non tutto ci è dovuto e per sempre. Ogni giorno bisogna lottare per la democrazia, bisogna lottare per i propri diritti. Lavoro. Noi stiamo restando orfani, in particolare in Sicilia, dei giovani. Il 50% di questi giovani che vanno via sono laureati, abbandonano la nostra terra e preferiscono l'estero non solo perché trovano un lavoro migliore, trovano lavoro, lo trovano migliore e sono di gran lunga pagati. Questo sarà l'impoverimento definitivo della nostra terra, quindi bisogna trovare un modo affinché questi ragazzi vengano utilizzati dalle parti nostre. Pensavamo che la ripresa economica portasse un po' di lavoro e soprattutto lavoro buono, invece in Italia è stato battuto il record del lavoro precario, lo chiamano flessibilità, si traduce in precarietà, oltre 3 milioni di contratti precari. In questo contesto poi molte imprese denunciano l'impossibilità di avere manodopera. È chiaro che l'impossibilità di avere manodopera scaturisce dal fatto che pagano miserie. Ci sono imprese, ci sono aziende, noi vediamo il pieno negli stabilimenti balneari, nei ristoranti, negli alberghi, dopodiché pagano 500-700 euro per 12 ore lavorative. È una vergogna a cui va messa fine. C'è un problema per le aziende e laddove il problema per le aziende c'è, significa che il governo si deve fare carico di mettere le aziende sane, le aziende che non lucrano, sulla pelle dei ragazzi e dei lavoratori di poter stare nel mercato. Chi invece vuole speculare si deve mettere con le spalle al muro, chiudere quelle aziende e dare spazio
a chi è in grado di stare sul mercato rispettando le regole, perché noi abbiamo in Italia oltre 900 contratti collettivi nazionali dei lavori. È una vergogna, perché molti di questi nascono con quei sindacati che un tempo si definivano gialli, cioè si fanno un sindacato di comodo, firmano un accordo di comodo per ridurre i diritti dei lavoratori. Allora bisogna fare una legge sulla rappresentatività del sindacato, in modo che chi firma un accordo se ne assume la responsabilità rispetto ai cittadini. Giustizia sociale. Noi ormai siamo il paese delle disuguaglianze. Troppa gente guadagna troppi denari che non servono e troppa gente, pur lavorando, ormai è diventata povera. Troppa gente è costretta ad accontentarsi dal reddito di cittadinanza, perché la manodopera non è vero che non si trova perché c'è il reddito di cittadinanza. Al contrario, finalmente il reddito di cittadinanza crea le condizioni per una giustizia sociale, di non accettare la mancia di poche centinaia di euro per 12 ore di lavoro. In questo contesto, giorno 7, martedì, con il nostro segretario regionale Alfio Mannino, alla presenza del prefetto, delle associazioni, del sindaco di Agrigento, della rete degli studenti medi agrigentini e siciliana, ci confronteremo per raccogliere le istanze e le proposte e portarli a Roma il 18 giugno in un incontro di carattere nazionale con Maurizio Landini. Emergenza Covid. Il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, richiama alla terza e quarta dose di vaccinazione. Il virus, spiega, resta fra noi, è atteso un nuovo picco in autunno. Vediamo. Il primo appuntamento di giugno per l'aggiornamento sulla pandemia da Covid-19. E allora cercherò di essere veloce, però alcune cose vanno dette perché sono importanti. I nuovi casi positivi giornalieri si mantengono oltre i 200, dai 200 ai 300, non sono scesi mai al di sotto dei 200, quindi abbiamo una difficoltà a contenere il virus perché continua a diffondersi fra noi. A conforto di tutto ciò riprendo una rappresentazione che veniva fatta nelle prime settimane, nei primi mesi dell'illustrazione del Covid, quando mettevamo a confronto le varie regioni per vedere la nostra a che punto si trovava. Come incidenza per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane, come incremento percentuale dei casi nell'ultima settimana, la Sicilia è al primo posto in assoluto tra tutte le regioni, quindi il virus continua a circolare e questo ovviamente ci fa pensare per quello che dovremo fare in preparazione dell'autunno. Io nelle prossime settimane, quindi nei prossimi aggiornamenti, vi farò vedere gli studi epidemiologici cosa dicono sulle ondate epidemiche. Le ondate epidemiche non finiscono mai, ma hanno delle onde di incremento e decremento che si ripresentano ciclicamente. Quindi noi ci aspettiamo che con l'autunno ci sarà un nuovo picco. Ovviamente ci aspettiamo che non sia un picco come l'anno scorso, però è dovere nostro prepararci per fare in modo che siamo pronti per quanto riguarda tutte le misure che vanno messe in campo. Però oggi vi dico che i casi sono sempre alti, a fronte di questo continuiamo a registrare quasi nulle vaccinazioni per i bambini, sono 629 totali, quindi tutte le nostre vaccinazioni settimanali, 17 per i soli bambini, ma vi pregherei di focalizzare l'attenzione sulle terze dosi e sulle quarte dosi. Terze dosi sono il completamento del ciclo vaccinale per le persone e per tutti, mentre la quarta dose è il booster che noi facciamo per le categorie fragili. Sia la terza che la quarta dose hanno come ratio quella di proteggerci dalla gravità dei sintomi se dovessimo riprendere un'infezione. Abbiamo visto che tanti di noi hanno preso il Covid nonostante la vaccinazione, però i sintomi sono stati, come voi sapete, simili influenzali. Questo non significa che è come un'influenza, però siamo riusciti a contenere al minimo quelli che sono i ricoveri, di cui parleremo fra poco. Vorrei sensibilizzarvi a far fare la terza dose a chi ancora non l'ha fatta per avere il ciclo vaccinale completo e far fare la quarta dose ai fragili, perché questo è fondamentale per evitare che noi andiamo a finire in terapia intensiva. Andando su questo settore, per quanto riguarda i ricoveri, per fortuna Agrigento sostanzialmente si è svuotata, abbiamo solo un paziente, mentre a Ribera ne abbiamo 5 con 4 in terapia intensiva. I 4 della terapia intensiva
hanno fatto un anno di rivieni, da 2 a 4, sono arrivati a 3, poi a 5. Questa dimostrazione che quella quarta e quella terza dose a cui facevo riferimento poc'anzi ci serve per proteggerci da questi casi di terapia intensiva, dove ovviamente capirete facilmente che le condizioni cliniche del paziente sono abbastanza gravi e noi non vogliamo arrivare a questo punto. Quindi vaccinatevi con la terza dose. Per i pazienti ultra ottantenni oppure ultra sessantenni con più patologie, facciamoci la quarta, perché così siamo protetti. Concludiamo con alcune notizie di quello che l'ASP adesso che si è liberato un po' la mente da quello che la pandemia sta facendo, perché stiamo organizzando un evento per la prevenzione martedì 7 giugno al Grand Hotel Mosè, ovviamente patrocinato dalla nostra ASP e dalla Regione Sicilia, in collaborazione con l'INAIL che ci sta aiutando in tutte le nostre attività, e poi abbiamo l'Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento, l'Automobile Club di Agrigento, la Croce Rossa Italiana, ovviamente di Agrigento, il Comune di Agrigento, l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, il Consorzio Universitario, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l'Automobile Club di Agrigento. È una bellissima iniziativa che è importante soprattutto in vista delle attività di prevenzione che vogliamo fare come azienda sanitaria. Una scelta di stile per una casa è una strada sicura, prevenzione degli incidenti domestici e degli incidenti sulla strada. Vedrete quelli che sono i numeri di tutto questo, che sono numeri esorbitanti, soprattutto per quanto riguarda gli incidenti stradali, vengono seguiti con attenzione, mentre per quanto riguarda gli incidenti domestici i numeri, pur essendo importanti, sono sottostimati, perché gli incidenti domestici vengono denunciati solo nel momento in cui sono da grave a gravissimo, ovviamente, perché gli incidenti domestici normali non vengono neanche denunciati, perché vengono curati così, diciamo, in famiglia con il medico curante, non vengono mai valutati per la loro effettiva gravità. Perché noi facciamo questo? Perché se noi adottiamo piccole misure di prevenzione riusciamo ovviamente a prevenire gli incidenti domestici, che sono tantissimi, e gli incidenti sulla strada, che spesso invece sono mortali. E per questo noi come ASP vorremmo attrezzarci. Concludo con un'altra notizia che riguarda un altro ospedale, che è quello di Canicattì, perché questa settimana abbiamo firmato il contratto per l'ammodernamento dei lavori del pronto soccorso di Canicattì. Quindi capite bene che la nostra ASP sta lavorando per recuperare un po' di terreno perduto e per fare in modo che i nostri ospedali siano, dal punto di vista strutturale e tecnologico, attrezzati così come meritano. Appuntamento alla prossima settimana. Potrebbe esserci una svolta nella vicenda della morte dell'urologo di fama nazionale Attilio Manca, trovato deceduto il 12 febbraio 2004. Il capomafia, l'allora boss latitante Bernardo Provenzano, avrebbe ricevuto un secco no da un medico a cui i suoi uomini si erano rivolti per operarlo alla prostata. Quel medico sarebbe Attilio Manca. I dettagli nel servizio. Ci potrebbe essere una svolta nella vicenda della morte dell'urologo di fama nazionale Attilio Manca, trovato morto il 12 febbraio del 2004, secondo quanto riporta Antimafia 2000, pochi giorni prima del viaggio in Francia, dove si trovava l'allora boss latitante Bernardo Provenzano per essere operato alla prostata. Il capomafia avrebbe ricevuto un secco no da un medico a cui i suoi uomini si erano rivolti per prestargli le cure di cui aveva bisogno. Quel medico sarebbe stato probabilmente proprio Attilio Manca. Per questo i gregari del boss decisero: a quel dottore macchiatosi di una colpa imperdonabile a causa del suo rifiuto andava fatta una doccia, in altre parole doveva essere eliminato. Queste informazioni, finora del tutto inedite, sono contenute in una intercettazione ambientale risalente gli ultimi mesi del 2003. Ai tempi la Procura di Roma aveva aperto un fascicolo per la ricerca dei latitanti e aveva piazzato le sue microspie in una masseria dove, insieme a Provenzano, la cui voce venne registrata per la prima volta dall'inizio della sua latitanza, c'erano 6 o 7 uomini.
Quegli uomini, per varie volte nel corso della giornata, ripeterono la loro condanna a morte senza tuttavia pronunciare mai il nome del medico. Ora però l'esistenza di questa intercettazione potrebbe contribuire alla fattiva riapertura delle indagini sulla morte di Attilio Manca, giovane e brillante urologo siciliano morto nella notte tra l'11 e il 12 febbraio del 2004 a Viterbo, la città in cui lavorava da meno di 2 anni all'ospedale Belcolle, scrive ancora Antimafia 2000. Intanto bisogna verificare se questa intercettazione esiste, se così fosse, se fosse vera anche la collocazione temporale di questa intercettazione che è antecedente alla morte dell'urologo Attilio Manca. Se così fosse, la prima domanda che mi faccio è: questa intercettazione chi l'ha fatta e cosa ne è stato fatto? Così dice all'ADN Kronos l'avvocato Antonio Ingroia, ex procuratore aggiunto di Palermo e oggi legale della famiglia di Attilio Manca. Secondo la famiglia il medico non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato ucciso dagli uomini di Provenzano, poiché si sarebbe appunto rifiutato di operare il boss a Marsiglia, dove era latitante. Fu trovato con dei fori di siringa nel braccio sinistro e una iniezione letale di droga. Per la famiglia è illegale una messa in scena. Nel corso degli anni 5 collaboratori di giustizia, Giuseppe Setola, Carmelo D'Amico, Stefano Loverso, Giuseppe Campo e Antonino Lo Giudice hanno detto ai magistrati che quello di Manca era un omicidio. Adesso l'avvocato Ingroia chiede chiarezza. Mi chiedo, gli ufficiali di polizia giudiziaria che avrebbero fatto questa intercettazione l'hanno consegnata alla procura di Palermo? Su quale scrivania l'hanno consegnata e che sorte ha avuto? Se fosse vero sarebbe una notizia enorme. Significa anche che Attilio poteva essere salvato se si fosse intervenuti tempestivamente. La famiglia ha subito parlato di fatti strani collegati a Marsiglia. Provenzano, dice ancora Ingroia, avremmo certamente risparmiato 20 anni di indagini a vuoto se qualcuno le avesse tempestivamente segnalate. Il primo a cui chiedere qualcosa sarebbe l'allora procuratore capo di Palermo Pietro Grasso, che seguiva da vicino questa vicenda. Io c'ero in quel periodo in procura e mi chiedo sulla scrivania di quale PM è andata questa intercettazione. Il notaio di Favara, Andrea Bartoli, ha scritto un messaggio sulla sua pagina Facebook a fronte di un'indagine da parte della Procura di Gela, cosiddetta avarizia, avviata a carico di 15 persone. In particolare il notaio avrebbe indotto in errore una signora anziana con un comportamento artificioso preordinato a far sottoscrivere alla testatrice un testamento difforme alle sue volontà. Bartoli afferma: il contenuto stesso del testamento contempla degli oneri talmente specifici e dettagliati da fugare ogni ipotesi, anche la più strampalata, di raggiro e incapacità di esprimere la propria volontà. Si tratta del contenuto di un contratto di mandato a mio rogito antecedente al testamento di alcuni anni tra le stesse parti, nel quale il mandatario si obbligava gratuitamente a tempo indeterminato nei confronti della signora anziana all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle unità immobiliari di proprietà dell'IPAB, centro servizi alla persona Antonietta Altisio. Ogni giorno incontro tante persone, prosegue, non è facile ricordare tutto, ma ricordo molto bene la signora anziana in questione perché in tutte le circostanze in cui la incontrai rimasi non solo colpito, ma anche affascinato dalla sua consapevolezza e capacità di definizione di ogni singolo aspetto delle cose che la riguardassero, e se qualcuno avesse qualche dubbio può facilmente fugarlo leggendo il contenuto sia del contratto di mandato che del testamento. Non sono preoccupato e neanche arrabbiato, più di tanto so che pago anche una certa notorietà legata alla Farm Cultural Park. Gioie e dolori, tuttavia, conclude, se qualcuno pensa di farsi pubblicità infangando il mio onore, si sbaglia di grosso. Mangia e passia nel borgo settecentesco di Ioppolo Giancazio si è svolto il piccolo Festival del cibo di strada, esposizione anche di prodotti artigianali e di prodotti agricoli siciliani. Il nostro direttore Arturo Cantella. 4 giugno riprende l'attività importante a Ioppolo con Mangia e Passia, insomma dopo 2 anni di Covid vediamo tanta gente venire qui a Ioppolo. Sindaco, una bella soddisfazione? Eh sì, finalmente ritorniamo alla normalità e come ogni anno, anche quest'anno abbiamo organizzato il giorno 4 giugno, gli altri anni l'abbiamo fatto il 2 di giugno in occasione della festa della Repubblica.
questo evento di Mangia e Passia in collaborazione con Lega Ambiente, e finalmente sono molto soddisfatto nel vedere tanta gente partecipare, perché si ritorna effettivamente alla normalità, ne avevamo un po' tutti di bisogno. Mangia e Passia è un appuntamento importante anche da un punto di vista enogastronomico. Eh sì, ci sono tantissime prelibatezze che i nostri concittadini e non solo concittadini stasera stanno preparando qui a Ioppolo, e la gente vedo che sta rispondendo molto bene. E anche questo 4 di giugno, giornata organizzata per i piccoli comuni, questo lo voglio sottolineare, insieme con Lega Ambiente quest'anno l'attività è sulle comunità energetiche, e quindi anche noi ci stiamo muovendo in questa direzione attraverso i fondi che potrebbero arrivare dal PNRR. Il 4 giugno è preludio di una iniziativa classica che finalmente quest'anno dovrebbe riprendere, ma questo ce lo dirà lei, che è la Sagra del Melone. Eh sì, anche questa sarà la prima iniziativa di quest'anno, e poi ci sarà la famosa e bellissima estate ioppolese con la Sagra del Melone Giallo, che è il clou di tutte le manifestazioni estive. Qua stasera abbiamo anche come ospite il nostro chef ormai di fiducia, Rosario Matina. Grazie. Bene Rosario, allora intanto che te ne sembra di questa ripresa dell'attività del Mangia e Passia, anche come idea, come affluenza, una tua impressione a caldo? Ma guarda, i numeri sono schiaccianti, la piazza è strapiena, un'organizzazione perfetta, per cui i migliori complimenti a chi ha organizzato e ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo per organizzare questo evento. Non è facile, perché i primi eventi di quest'anno sono una sorta di rodaggio per quello che sarà la stagione un po' tutto in Sicilia. I migliori complimenti, e vedere tutta questa gente qui in un piccolo paese ci lascia ben sperare per la stagione che verrà. Ecco, ci anticipi qualcosa per la Sagra? Guardi, io oggi mi voglio godere in pieno quello che è l'organizzazione e l'essere di questa festa. Quando si chiuderà il sipario parleremo anche della Sagra del Melone, che sicuramente ci saranno grandi aspettative. Quest'anno faremo grandi cose assieme a questa amministrazione. Ecco, piccola parentesi, ti abbiamo visto recentemente a Cannes. Red Carpet a parte, diciamo, mi godo la nuova piazza di Ioppolo, bello stemma, insomma, illustrativo. Grazie. Bene, non poteva mancare all'appuntamento di Mangia e Passia, Lega Ambiente, Claudia Casa, un'iniziativa che continua per i piccoli comuni. Oggi è importante ritornare a vivere, stiamo vedendo anche dall'affluenza delle persone che apprezzano l'iniziativa. Ma devo dire che molti erano scettici sulla riuscita di questa iniziativa, forse perché l'abbiamo organizzata in pochi giorni, ci siamo in qualche maniera improvvisati sulla scorta dell'esperienza del passato, ma era comunque un punto interrogativo. Invece devo dire che questa sera veramente stiamo provando una grandissima soddisfazione e anche tanta felicità, devo dire, perché questa è veramente la prima occasione in cui veramente ci sembra di essere ritornati a 3 anni fa, quando appunto questa piazza era solita riempirsi all'inizio di giugno per dare poi il via all'estate ioppolese. Ecco, parliamo dell'iniziativa dei piccoli comuni che voi organizzate anche nazionalmente. Sì, per noi questa è la 19ª annualità in cui organizziamo Voler Bene all'Italia, che è la festa della piccola grande Italia, e noi contiamo moltissimo su questa piccola grande Italia così laboriosa, così ricca di valori, di tradizioni, e vogliamo aiutare questi piccoli comuni a crescere anche approfittando di quelli che sono i fondi messi a disposizione nel PNRR, per esempio per quanto riguarda le comunità energetiche. Noi vogliamo che ci sia una giustizia ecologica e sociale insieme, e le comunità energetiche servono appunto a questo, ad andare a favorire soprattutto le classi meno abbienti, chi comunque si trova oggi in povertà energetica e ha difficoltà veramente a raggiungere la fine del mese, proprio perché adesso veramente l'energia è diventata la spesa più cara per tutte le famiglie. Quindi uniamo le due cose, da un lato divertimento, dall'altro lato
coscienza di quelli che sono i problemi attuali e volontà di dare un contributo che vada in questa direzione. Sono Cristina Tacconi, sono la referente del gruppo del cammino della Via Francigena siciliana. Io vengo da Prato, siamo un gruppo di 30 persone e abbiamo percorso tutto il tratto da Palermo e da Agrigento. Questa sera siamo a Joppolo e abbiamo avuto anche la fortuna di questa grande festa. Un paese molto accogliente, siamo stati benissimo perché l'accoglienza siciliana è veramente molto calorosa. Ecco, parliamo della vostra polisportiva Aurora, qual è il vostro obiettivo, il vostro scopo sociale? Allora, noi siamo un gruppo di volontari e insieme portiamo a passeggiare, diciamo, anche persone che provengono dal disagio psichico per favorire l'inclusione sociale. E voi state facendo un po' le tappe della Via Francigena anche in altre parti della Sicilia? Come sta andando? Per ora l'abbiamo fatte da Palermo, domani arriviamo ad Agrigento e abbiamo concluso. Ecco, come trova questa festa? La trovo bellissima, bellissima, siamo felicissimi di essere qui, veramente. Porterà un bel ricordo. Bellissimo ricordo anche del sindaco, simpaticissimo. Ecco, una maglietta che porta anche il sindaco, dalla terapia alla terapia, ce la spiega? Sì, perché è un messaggio, abbiamo iniziato 7 anni fa con questi cammini e il titolo l'ha dato un nostro amico e ad oggi non c'è più, e quindi per noi dalla terapia alla terapia voleva dire che da una terapia noi camminando si vuole mandare un messaggio e si può raggiungere anche altri orizzonti diversi. Sindaco, allora a conclusione del servizio, soddisfatta di questa presenza dalla terapia alla terapia, insomma Joppolo oggi è al centro anche di questa iniziativa? Eh sì, noi a parte che la Magna Via Francigena per noi è un'occasione di sviluppo, di accoglienza, di far conoscere questo piccolo centro. Oggi poi è stata una bellissima giornata, ci siamo incontrati tutti in comune, abbiamo insieme discusso di quella che è l'attività che fanno questa polisportiva, la polisportiva Aurora. Io sono felicissimo oggi di averli qua con noi, non voglio fare una battuta che ho fatto, che ormai ho nominato Cristina come mio vice sindaco. Contenta? Contentissima. Speriamo di riaverla allora alle prossime edizioni. Spero anch'io di tornare. Luciano Giusti, sono educatore. Come valuta questa iniziativa, la vostra presenza qui a Joppolo? Allora, io credo che il cammino per la nostra salute mentale, per la nostra testa, è veramente la medicina e noi lo facciamo da molti anni e ci accorgiamo che questo moltiplica, no? Tutta una serie di cose per coloro che hanno passato un bruttissimo momento. Quest'anno appunto venendo in Sicilia, che forse sembrava lontano, difficile, invece ce la siamo cavata molto bene. Perché dopo 2 anni di pausa, insomma. Esatto, 2 anni di chiusura hanno influito molto, la salute mentale è passata come la prima malattia in Italia e quindi curarla con dei messaggi di questo tipo è veramente straordinario, grazie anche all'accoglienza siciliana. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Primo appuntamento a Siculiana con il Grammofono, un mercato dove il passato ritrova il suo posto fra ricordi, stampe e cimeli d'epoca. È una manifestazione dedicata alle antichità che si ripeterà ogni prima domenica del mese. Vediamo. Il Grammofono è un mercato dell'antiquariato, del vintage, ma è soprattutto un'occasione per riscoprire le nostre radici, le nostre tradizioni e apre una stagione estiva che sarà ricca di occasioni di incontro sia culturali sia per la valorizzazione del nostro territorio. La Piazza Umberto che ospita la manifestazione sicuramente sarà il luogo di incontro per tante manifestazioni, così come il borgo marinaro di Siculiana Marina. Quindi questa è l'impostazione che daremo a quest'estate mediterranea che a breve poi presenteremo e sicuramente ci sarà da un lato la rievocazione storica, ad esempio del matrimonio di Brancaleone e Doria con Costanza, che fa parte della nostra tradizione, ma a contempo arte con allestimenti, con percorsi artistici e poi dei momenti dedicati anche ai giovani con la musica, Siculiana Marina e sarà un programma molto variegato per tutti i gusti. Il modernariato, l'antiquariato, il vintage sono espositori che vengono da tutta la Sicilia. Abbiamo selezionato per la città di Siculiana i migliori del settore. Ci sono i La Porta storici,
di Santa Elisabetta, loro proprio trattano antiquariato puro. Abbiamo una gallerista, Marcella Scarpello, molto importante, che viene da Enna, porta stampe ed incisioni che vanno dal 600 al 900. Poi abbiamo Vittorio Di Maggio da Nicosia, anche lui antiquariato, mobili che sono per lo più antiquariato anche inglese, oltre a quello italiano. Abbiamo il modernariato, Ivane Castiglione, viene dal versante palermitano, lui tratta sia il modernariato che il vintage, abbiamo dei pezzi molto importanti. Poi c'è la signora Franca Fucà che espone a Piazza Marina, Palermo, l'angolo del Novecento di Caltanissetta, anche questo è un espositore di pregio. Poi abbiamo anche il signor Rino Maccarone, porta pure lui un antiquariato storico, è sia restauratore, anche lui di Enna, e i ragazzi Massimo e Ivan Ricotta. Sarà ogni prima domenica, la arricchiremo ancora, sempre di qualità, quindi non intendiamo assolutamente mettere espositori proprio per riempire, ma veramente espositori di livello. Ci sono 13 espositori tutti di livello. Con l'arte e la cultura ripartiremo alla grande per rilanciare questa città degli sposi. Essere vincenziani oggi con stile solidale, questo è il tema del convegno regionale dei gruppi di volontariato vincenziano che si è svolto ad Agrigento. Vediamo. Ci troviamo qui ad Agrigento. Oggi, dopo 2 anni causa pandemia, ripartiamo con il convegno regionale dei gruppi di volontariato vincenziano della Regione Sicilia. Il tema principale è essere vincenziani oggi con stile sinodale. Questo stile sinodale che realmente ognuno di noi deve portare nel nostro cuore, che è l'accoglienza, l'amore per il prossimo. Essere vincenziani è proprio amare il prossimo. Il nostro compito è quello oggi proprio di trasmettere che occorre servire con amore. È questo servizio che realmente è importante, perché viviamo una società che si è fermata e che sta ripartendo con tanti problemi. Quindi vogliamo vivere questa giornata proprio con questo spirito di comunione, condivisione. Perché dopo 2 anni siamo felici veramente di essere qui, perché oggi abbiamo qua i gruppi che vengono da Milazzo, da Scicli, da Siracusa. Auspico veramente che possiamo trasmettere, possiamo avere tanta solidarietà, perché le comunità, perché il mondo ha bisogno di volontari. Quindi vi invito a essere volontari, vi invito a essere operatori di pace, perché la pace deve nascere nel nostro cuore, per trasmettere a tutti pace in questo momento in cui viviamo la guerra. Quindi ognuno di noi porti pace nelle famiglie, porti pace nelle amicizie, porti pace nei posti di lavoro, e che ci possa essere tanta solidarietà e tanto volontariato. Il Comune di Montevago ha sempre dato una mano, devo dire il Presidente Giovanni Monreale peraltro è di Santa Margherita. Abbiamo cercato sempre insieme di lavorare proprio per la promozione dell'uomo, non soltanto per i bisogni materiali che può avere, che può essere legato solo al discorso alimentare o di igiene personale, quanto piuttosto guardare all'uomo integrale. Questo bisogna farlo sia nei nostri territori sia per gente che arriva da lontano. Quindi oggi sono qui proprio per portare avanti un'idea di volontariato dove tutti siamo coinvolti, la politica non è esente da questo. Spesso sento dire il bene si fa in silenzio, a me sembra un alibi per chi proprio non lo fa il bene. Ecco, quindi oggi non ci sono più alibi, i bisogni sono tanti, viviamo in un mondo particolarmente complesso, la guerra ci ha insegnato che nessuno di noi è esente da problemi, e quindi ancora una volta abbiamo avuto e continuiamo ad avere l'opportunità di toccare la sofferenza umana, e davanti alla sofferenza ognuno per la sua parte deve dare la risposta adeguata. Sono felice di essere qui in questo bellissimo posto con queste persone meravigliose, accoglienti. La cosa che mi piace tantissimo è quello che ha scritto Giovanni sulla locandina, cioè abitare in una casa in cui regna la carità fraterna e vivere in paradiso, e qui dentro c'è. La nostra associazione ha in Italia circa 8.000 volontari.
Spaziamo, il nostro primo impegno è quello verso i poveri, quindi l'accoglienza, il seguirli, andare a visitarli nelle loro famiglie, perché nella loro casa si sentono più tranquilli, piuttosto che accoglierli in un centro di ascolto dove sono un po' messi sotto accusa. Ecco. Poi abbiamo mense, abbiamo dormitori, abbiamo centri di accoglienza, prime case, prima e seconda accoglienza, e ci siamo allargati in tutti quei campi in cui i servizi sociali non arrivano, non facciamo questionari, non chiediamo niente. Il nostro modo è solamente quello di dare però con coscienza e di costruire dei progetti insieme a queste persone, cioè non un assistenzialismo ma una promozione umana dell'individuo. Dal nord al sud siamo in tutte le regioni, siamo in 53 paesi del mondo perché la nostra è un'associazione mondiale che ha 400 anni, nel 2017 abbiamo fatto i 400 anni ed è più quello che si riceve che non quello che si dà. Valori in rete, oggi giornata conclusiva del progetto che ha coinvolto i bambini della scuola primaria del plesso Verga del quartiere Fontanelle di Agrigento. Giovanna Neri. Preside della sua scuola, sempre sensibile ai progetti che riguardano lo sport, come inteso anche come valori, come rispetto delle regole. Sì, abbiamo realizzato questa manifestazione conclusiva di questo progetto chiamato Valori in Rete, che è il culmine di una serie di attività sviluppate con le classi nel corso dei mesi precedenti. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio, i bambini sono stati coinvolti, soprattutto quelli della scuola primaria, in attività di tipo ludico-motorio che sono poi propedeutiche anche alla scelta di eventuali attività sportive. È importante sensibilizzare le famiglie, gli alunni alla pratica sportiva e fare in modo che questa diventi una sana abitudine, che si possa praticare non solo a scuola durante le poche ore di educazione motoria, ma anche durante il proprio tempo libero, perché diventa un'opportunità per crescere bene sia fisicamente che mentalmente. Oggi si avvia a conclusione un progetto che si intitola Valori in Rete, che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria. In che cosa consiste? Consiste intanto un bellissimo progetto che la Federazione Settore Giovanile Scolastico porta avanti da tanti anni, e devo dire che anche questa scuola è una scuola che partecipa da tanti anni ai nostri progetti. Questo progetto dà veramente il senso del calcio come intendiamo noi, cioè calcio divertimento, spensieratezza, socializzazione, non sicuramente il gioco del calcio visto come la vittoria di una gara. Ecco, questo progetto, che è oggi alla festa finale, che si chiama Gioco Calciando, indirizzato appunto ai bambini della scuola elementare, ha come obiettivo questa finalità, quello di promuovere lo sport, ma lo sport nel vero senso della parola, e quindi, come vediamo, è indirizzato a questi bambini, dove sarà un momento di divertimento, vista che è una festa conclusiva, ma nel percorso anche durante le lezioni è stato improntato sul rispetto delle regole, sul rispetto del compagno, sulla socializzazione, e quindi un progetto che mira veramente a promuovere lo sport, ma lo sport inteso come un mezzo di aggregazione, un mezzo educativo che porterà sicuramente questi bambini ad essere veramente degli adulti un domani veramente migliore di oggi. Per questo devo ringraziare sia il dirigente scolastico dell'Anna Franchi, che è sempre vicino a noi, e sicuramente le maestre, ma vorrei ringraziare i bambini e i nostri collaboratori, che sono veramente eccezionali e, come vedete, non perdono occasione per dare il loro contributo affinché questi bambini si divertano. Quindi grazie a tutti loro e buon divertimento a tutti. Ad Agrigento, domenica 3 luglio, al Teatro Tempio di Giunone si svolgerà la cerimonia di consegna della 23esima edizione del Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, promosso dal Centro Artistico Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino, che commenta: tra le molteplici attività culturali, sociali e artistiche promosse e organizzate dal Centro Culturale Renato Guttuso vi è anche il Premio di Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta. È un concorso letterario teso a valorizzare e diffondere la lingua e la cultura siciliana. Nel corso degli anni il premio ha allargato il suo raggio d'azione, includendo nelle sue sezioni anche scritti in lingua italiana, ma che tratta
trattino e abbiano come argomento temi inerenti alla cultura siciliana e alla sicilianità in tutte le sue sfaccettature. Quest'anno sono stati oltre 500 i poeti e gli scrittori che, amanti dell'arte e della cultura siciliana, hanno partecipato al concorso, provenienti da ogni parte d'Italia ed anche dall'estero. Allora parliamo di questa iniziativa, un centinaio di moto provenienti da tutta la Sicilia, insomma ci racconti questo appuntamento qui al Piazzale Caos. Presidente Club T-Max Agrigento Peppe Click, intanto apparteniamo al Club T-Max Sicilia e qua abbiamo il presidente Domi Currò. È una bella iniziativa, siamo qua tutti amici, ci sono persone che vengono da Malta, tutta la Sicilia, siamo 260 motorini, questo è il terzo anno che lo facciamo, nell'insegna dell'amicizia e la passione delle due ruote. Siamo qui solo per dimostrare che nel mondo delle due ruote ci sono solo cose belle. Sentiamo il presidente regionale. Io sono Domenico Currò di Messina, sono il presidente di questa bella famiglia, sono il presidente grazie a tutti i ragazzi come Peppe e gli altri ragazzi dei vari gruppi che sono qua oggi. Ringraziamo a tutti e come ha detto Peppe questa iniziativa da un paio d'anni che la intraprendiamo per volerci bene e per avere una passione nell'insegna dell'amicizia. Questo è il nostro motto. Il nostro motto è questo. Ecco, fattivamente come la organizzate la giornata? Cosa fate? Dove vi radunate? Insomma, la giornata oggi è organizzata dal presidente dell'amministrazione del Club T-Max Agrigento. Abbiamo fatto fare un giro Villaggio Mosè, San Leone, ora l'abbiamo portati qua in questa fantastica piazza della casa di Luigi Pirandello che conosciamo tutti. Ora facciamo un bel giro, portiamo tutti a Raffadali, da Raffadali andiamo in una strada di fama che ci porta a Siculiana e poi li porteremo tutti al pranzo all'Antica Sicilia, ristorante a Cattolica, e li festeggeremo tutti insieme. Dopo pranzo ci salutiamo e ci riuniremo prossimo mese tutti con gli amici di Bronte, a Bronte, nel loro paese. Benissimo, allora diamo appuntamento dove? Il prossimo appuntamento? A Bronte, sì. Mese entrante a Bronte con i ragazzi di Bronte. Intanto sentiamo anche Dino Barone che oggi ha tenuto a riunire questo gruppo, insomma questo bel gruppo qui Piazzale Caos. No? È un'iniziativa pregevole che parte dal basso, cioè dall'associazionismo, sugli ideali che ha detto lui dell'amicizia e della libertà, perché con la moto si offre a chi la guida una grande esperienza che è quella della libertà, di tutti i limiti naturalmente delle competenze e delle regole. È un club importantissimo, la visita alla casa di Pirandello e al caffè letterario ci nobilita ed è molto importante. Tra l'altro dobbiamo dire che è un raduno transfrontaliero perché ci sono persone che vengono da Malta, quindi siamo oltre confini, quindi extraeuropeo. L'amico che viene da Malta è venuto ad Agrigento per stare con noi in questa bellissima giornata, l'amico da Malta. I want to say thank you to everybody for letting me here. It was a pleasure. Grazie. Ok, ti è piaciuta questa giornata allora? Tu parli solo inglese? Nice Do you day. like this day? Yes. Very nice bikes, very fast. I like fast and I like lots of turbos. Turbina! Allora, Bronte presente a questa iniziativa, raccontaci un po' questa esperienza. Bellissima. E allora, intanto ringraziamo gli amici di Agrigento per l'ospitabilità della bellissima giornata che stiamo trascorrendo. Appunto perché siamo in televisione, ricordiamo il nostro raduno è 3 luglio a Bronte. Grazie e buona A che ora giornata. siete partiti stamattina? Raccontaci un po' la giornata. Noi siamo turisti e veniamo il giorno prima per visitare l'ambiente. Siamo partiti ieri pomeriggio per essere oggi presenti già di mattina. Calcio, l'Acragas pareggia 2-2 contro l'Iserni e va in finale playoff per approdare in Serie D. Carmelo Lentini. Finisce 2-2 la semifinale di ritorno dei playoff di eccellenza tra Acragas e Città di Isernia ed in virtù di questo risultato sarà l'Acragas Nicolò Terranova a guadagnarsi la finalissima per approdare in Serie D.
però dovrà affrontare l'altra finalista che è il Martina Franca. Una gara emozionante, molto tirata quella di Isernia, ricca di colpi di scena, che ha tenuto in ansia gli spettatori sugli spalti sia di Fede Molisana che a Gragantina, sia coloro i quali hanno seguito a mezzo internet la partita da casa. Un risultato sembra in bilico, ma che ha visto sempre avanti l'Acregas, che ha poi subito il ritorno dell'Isernia con il suo bomber Panico, sempre protagonista nei momenti più importanti del match. Inizio spumeggiante degli ospiti siciliani che iniziavano la gara con un pressing alto e costante, alla ricerca del gol del vantaggio. Non trascorrono 24 minuti che lo svedese Lucas Corner si ritrova sui piedi la palla del vantaggio. Tutto parte da Pasivic, che con un corto passaggio serve Prestia. Cross di quest'ultimo per la corrente corner che deposita in fondo alla rete. Si scuote l'Isernia al 30°, ma Panico non arriva in tempo alla deviazione finale. Sul finire del tempo esce Strano per infortunio e al suo posto entra Bellanca. Terranova deve così rivoluzionare l'assetto tattico-tecnico. In pieno recupero una caduta di Negro al limite dell'area veniva sanzionata con un calcio di rigore in favore della squadra di casa. Dagli 11 metri pareggiava Panico. Al ritorno in campo, subito dopo i 15 minuti di riposo, l'Acregas cerca di contenere le folate offensive dei padroni di casa, partendo sempre in contropiede. Al 56° però è Aruscia, è pronto a respingere un colpo di testa sopra la traversa di Negro, ma 2 minuti più tardi, al 58°, un'incursione di Ferrigno, atterrato in area molisana, veniva punita con un nuovo penalty, questa volta in favore dell'Acregas. Dal dischetto trasforma Pavisic. La qualificazione è saldamente in mano a Gragantina, anche perché l'Isernia deve segnare 2 reti per ribaltare il risultato e guadagnare la finale. Ultimi scampoli di gara e all'83°, proprio in pieno recupero, su calcio di punizione a giro sigla la rete del pari l'attaccante iserniano. Non succederà più nulla dopo 6 minuti di recupero ed a brinzare alla finale sarà proprio l'Acregas. Adesso un'altra doppia gara di andata e il ritorno con il Martina Franca che vale la Serie D. Per decretare la gara di ritorno, martedì prossimo a Roma, verrà effettuato un apposito sorteggio alla presenza delle società direttamente interessate. Intanto nel campionato di prima categoria, dopo qualche anno di assenza, il Gemini, allenato da Renato Maggio, ritorna nel campionato di promozione. La compagine della montagna ha infatti pareggiato 1-1 sul campo del San Fratello e supera il triangolare di promozione. La rete del Gemini è stata segnata da Messina. Formazione compatta, forte, ben organizzata, una difesa solida. Su queste basi l'Acregas accede alla finalissima. Aggiungerei 2 squadre solide, organizzate e ben attrezzate. Abbiamo avuto il merito probabilmente nella gara di andata di limitare i danni per quello che è stato i primi 20-30 minuti della gara. Poi già dalla seconda frazione del primo tempo della gara d'andata abbiamo fatto meglio, abbiamo rischiato di andare in vantaggio nella gara d'andata, oggi ci siamo riusciti dopo il secondo tentativo e poi onestamente devo essere sincero, la mia squadra ha meritato nel computo delle 2 gare il passaggio del turno. Dopo la rete vostra del 2-1 sul calcio di rigore avete gestito meglio la parte centrale, rischiando qualcosina solo nel finale dopo la rete del pareggio. È proprio quel finale che dobbiamo migliorare, perché non possiamo rischiare di perdere un passaggio del turno in questa maniera senza rischiare nulla praticamente nel secondo tempo, se non dopo il pareggio di Panico. Quindi una tirata d'orecchio alla mia squadra la farò già martedì, perché dobbiamo capire che in queste competizioni non si può sbagliare nulla. Probabilmente più dell'Isernia avevate anche i cambi, l'Isernia ha schierato giovanissimi alle prime esperienze nei minuti finali, voi avevate una squadra e avete una squadra ben attrezzata. Non conosco i giovani dell'Isernia perché, anche se li reputo giovani importanti, però anche noi oggi giocavamo
con 3 under, quindi 2 squadre giovani che pensano anche al futuro. Quanto è importante e quanto è difficile per una città come Agrigento riportarla al calcio che conta? È importante perché ti dà grande voglia di continuare, grande fame. È difficile perché queste sono città abituate a soffrire, quindi dobbiamo essere bravi a portarle fuori da questo limbo. Ci stiamo mettendo il massimo, loro sanno, i nostri tifosi che ringrazio perché oggi erano numerosi qui a Isernia, sanno che lotteremo fino all'ultimo secondo. Carmelo Callari, vicepresidente dell'Akragas. L'Akragas vola in finale per il salto in Serie D. Quanta sofferenza per eliminare un'ottima Isernia? Beh, l'Akragas non prendeva 2 reti da tantissimo tempo. Chiaramente il fatto di subire 2 reti significa che affrontava un'Isernia molto forte, una squadra abbastanza conosciuta dal punto di vista offensivo. L'importante a Isernia era segnare per primi, noi l'abbiamo fatto, abbiamo dimostrato grande tenacia, abbiamo sofferto una partita da cardiopalma come non ne vedevo da tantissimi anni. A questo punto, superato questa fase, andiamo all'ultima fase dove ci giochiamo con la fortuna, con le occasioni, ma con una squadra che ha dimostrato in questo campionato di essere una grande squadra, una grande famiglia. Società, squadra, dirigenza, tutto un complimento perché siamo stati veramente fin qui grandi. Per la dirigenza, per il club, cosa rappresenta questa vittoria, questa qualificazione, questo approdo in finale per il salto in D? Beh, questo è quello che i tifosi agrigentini meritano, che la nostra città merita, che la nostra storia merita, e per cui noi dobbiamo andare avanti per mantenere e per fare il salto di qualità, in questo caso non lo diciamo, ma nella serie superiore. Che partita è stata oggi? Da cardiopalma, da sentirsi male, anche se siamo andati sempre per primi noi in vantaggio, c'era sempre l'attacco dell'Isernia che ci martellava. Alla fine la nostra difesa, la nostra squadra, i nostri calciatori, il nostro allenatore, tutto lo staff ha dimostrato grande compattezza e abbiamo superato questa fase. Giancarlo Rosato, direttore generale dell'Akragas. L'Akragas vola in finale per il salto in Serie D. Quanta sofferenza per eliminare l'Isernia? Grandissima sofferenza, una partita poi che abbiamo condotto fino alla fine col cuore, anche se giocata bene a ritmi significativi, e ci abbiamo veramente messo il cuore al cospetto di una grande squadra, perché l'Isernia è una grande squadra con giocatori importanti e di fronte al proprio pubblico ha dimostrato ampiamente. Nell'economia delle 2 partite però ritengo che sia giusto che a passare il turno sia stata l'Akragas, che penso abbia mostrato maggiore solidità complessivamente. Ecco. Cosa rappresenta questa finale per il club biancazzurro? Rappresenta l'obiettivo minimo stagionale, raggiunto questo obiettivo con grande sacrificio e adesso insomma il bello sta per arrivare. I tifosi dell'Akragas felicissimi, qui ad Isernia hanno incoraggiato, supportato la squadra per 90 e passa minuti. Fantastici, incommiabili. Un pezzo di città ci ha seguito, la fetta più appassionata, più presente, insomma, ci hanno trasferito tutto il loro amore, la loro vicinanza, e questa è una delle cose che fa veramente più piacere e che ti riconcilia ogni giorno con il calcio. Basket playoff Serie B, la Fortitudo Agrigento vince a Rieti in gara 4 con il punteggio di 67-69 e vola in finale. Era l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione. La Fortitudo Agrigento punta alla Serie A e per farlo deve vincere la finale, la seconda finale consecutiva dei playoff. L'avversario sarà un'altra squadra di Rieti, la Sebastiani di Alessandro Piazza, storico playmaker degli anni d'oro di Agrigento. Per molti tifosi sarà un momento romantico e nostalgico degli anni d'oro della squadra bianco-azzurra di Agrigento. Si comincia con gara 1 il 12 giugno e gara 2 il 14 per inseguire un sogno che oggi per la Fortitudo non è più proibito. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.